prima che tromba la sirena però. Che ci siamo? Pronti? Se mi dai... Siamo live nuovamente per la terza giornata di fila della Bell Bottega Arena per raccontarvi le emozioni delle Final 8 di Coppa di Serie C Fermo lì di Baldo. Fermiamo subito i dirigenti dell'Arzignano, Arzignano e Nativitas, la prima semifinale avremo qui i mister, un terza giornata di spettacolo, Dino. Sì, entriamo finalmente oggi in questa domenica nel vivo del torneo qui alla Bell Bottega Arena. Adesso avremo due squadre che arrivano entrambe da una vittoria anche netta, 6-2 per l'Arzignano, mentre 4-1 ha vinto il Nativitas contro il Carano Crocetta. Adesso attendiamo anche i mister. Sono qua, intanto è arrivato Sebastiano Luciano, sta arrivando anche Marco Caporello, vieni Marco, vieni mister, una semifinale, ecco che arriva anche Marco Caporello. Partiamo subito dal tecnico, saluto io Marco, dal tecnico di casa, visto che è di casa, poi lasciamo andare. Sebastiano, nella gara di andata di campionato avete vinto, hanno vinto, tu non c'eri ancora di misura, però che partita ti aspetti? Questa è una semifinale dentro o fuori? Mi aspetto una grande prestazione dei miei ragazzi, ho chiesto questo e niente, poi insomma vediamo anche del bel calcio al 5, è fondamentale, è importante anche vedere questo. Bella partita, strada difficile, una bella squadra, ce la giocheremo. In bocca al lupo a Sebastiano Luciano, mister dell'Arzignano. Lascia te la parola al commento. Buongiorno mister Caporello, mister del Nativitas, arrivate da un 4-1 contro lo Sporting Cairano Crocetta, ti abbiamo visto anche qui in mezzo entrare proprio nel vivo del riscaldamento. Che partita si aspetta oggi? Oggi sarà una partita difficilissima contro la storia, perché l'Arzignano ha fatto anni di Serie A, quindi ce la giochiamo, sappiamo che abbiamo una montagna da scalare, sarà dura, ma i ragazzi daranno il massimo dell'impegno sicuramente, quindi speriamo bene. E allora grazie a mister Caporelli, in bocca al lupo. La partita, ciao Marco, ci vediamo più tardi. E cosa aspettarci? Sicuramente, come hanno detto i due mister, una bella partita e anche tanto spettacolo, tanti gol. Oggi è giornata di semifinali, apriamo appunto qui tra pochi minuti alle 14 con Arzignano Nativitas e poi invece sarà un derby tutto veneziano. E poi ci sarà il derby veneziano tra Yes Work Valley e Mestre Fenice, sarà sicuramente una partita accesissima. Accesa, con una squadra giovanissima, perché mi viene un po' anche la pelle d'oca a pensare che ci sono dei ragazzini che possono essere mio figlio, tu hai ancora davanti una vita rispetto ai Farfioi. E poi c'è invece una squadra come quella del Valli che non è in grandissima forma in campionato, almeno non lo era, adesso si è un po' tirata su, però in Coppa a 5 anni è sempre qui che se la gioca. Lo scorso anno ha perso la finale, quindi proveranno ancora. Sì, potrebbe essere un underdog di questa Coppa, il Valle sicuramente sarà una partita molto interessante, vedremo, ci sarà grande spettacolo. I ragazzi, appunto come hai detto tu, del Mestre Fenice hanno saputo sorprenderci in 2-0 contro il Montello, una grandissima prestazione e sicuramente giocheranno spensierati, vedremo, sarà una grande partita anche la prossima. Assolutamente, non so te Udino, ma io ho delle difficoltà perché non so quale telecamera guardare, ce ne sono 4 o 5 in movimento, in azione. Complimenti al grande lavoro, non dimentichiamocene mai, di Futsal Veneto TV con la chicca che poi ci regalerà tra pochi istanti il buon Andrea Di Giambattista. Andrea, saluta il pubblico. Andrea è impegnato a parlare con i colleghi. Non ci sente, Andrea, ciao, non presentarci, per una grande chicca, un pre-intro tra le interviste e quelle che è la partita. Ricordiamo anche poi che c'è la card di Ropluz, i giocatori ne hanno una a disposizione, l'MVP ne ha una anche in più perché insomma migliore in campo. Dici cos'è la card di Ropluz, Udino? Allora, la card di Ropluz è un highlights, ossia un'azione saliente della partita che il giocatore in questione, l'MVP, sceglierà al termine dell'incontro. Sceglieremo io e te Stefano l'MVP, indicazione di guardare l'altra camera.
sceglieremo appunto l'MVP della partita e poi successivamente anche gli altri calciatori potranno, volendo, pagando, acquistare anche le altre card, quindi ringraziamo il partner tecnico Roblox per il servizio e sicuramente ringrazieranno anche tutti i calciatori che potranno usufruire di questo splendido servizio. Grazie anche a Team Giorgione che ci ospita per il terzo anno consecutivo qui alla Belboté Arena, ricco stand gastronomico, spettacolari bigoli con l'arna. E un grazie anche a tutti i volontari della FIGC, c'è già pronto il buon Osvaldo a portare il pallone in mezzo al campo. Noi adesso ricarichiamo un po' le pile, andiamo su, ci vediamo alle 14 meno qualche minuto per la diretta di Arziano TV della Saudi. A tra poco, restate con noi.
Siamo in diretta dalla Belbotea Arena per assistere alla prima semifinale. Entrano in campo, li vediamo, Arzignano e Nativitas. È il primo scontro per cercare il pass alla finalissima di domani pomeriggio alle 16:30. Direzione di gara affidata ai due arbitri trevigiani, Simone Di Filippo e Pietro Francescato. Prima però Udino, il minuto di silenzio per Aldo Agroppi, commentatore del Torino. Intanto l'inno del futsal e poi un minuto di silenzio per Aldo Agroppi. Il signor Di Filippo di Treviso, il fischio, l'applauso, ora le squadre che si schierano in campo per i convenevoli di rito pre-gara. Arzignano maglia blu, calzettoni e calzoncini bianchi, quasi tutto rosso il Nativitas con una bordatura orizzontale all'altezza del petto blu. Portieri rosa, i portieri di Arzignano invece sono verdi. Intanto con le immagini di Futsal Veneto TV andiamo a vedere tutte e due le squadre. Questa era il Nativitas, ora tocca l'Arzignano, una partita che sicuramente regalerà emozioni. Udino. Sì, l'Arzignano arriva dal 6-2 contro l'Atletico Bassano, poi in campionato, secondo in classifica, attualmente favorito in questa sfida, però lo si sa, questa è una partita dentro fuori, quindi non possiamo mai dare nulla per scontato, potrebbero esserci sorprese anche oggi in quel della Belbotea. Nativitas che invece arriva dal 4-1 contro il Carano Crocetta ai quarti, e siamo pronti quindi ad assistere a queste semifinali. Vediamo ora il 5 tra le due squadre, formalmente l'Arzignano in casa. Un Arzignano che in campionato ha già battuto 5-4 il Nativitas nella gara di andata. Era un altro Arzignano, c'era Dal Cason a guidare la formazione biancorossa oggi in blu. Oggi invece c'è Sebastiano Luciano subentrato in corso d'opera al tecnico arzignanese. Una partita comunque da triple in scadine, perché tutte le semifinali di oggi, poi seguiremo Valli, Mestre Fenice per la C2 e poi le due sfide di C1 sono da triple in schedina, anche se questa è già una sfida tra due formazioni. Andiamo subito con il quintetto del Nativitas, vai Udi. Ce l'abbiamo qui di fronte a noi: Bisoffi in porta, Seghetti, Utini, Doros e Simonetti a completare il quintetto di Marco Caporello, e poi in panchina invece li vediamo qui di fronte a noi, abbiamo Lando, Gomiero, Karasanovic, Castro Guerrero, Rampin, Marchese e Caporello. Quasi Cavaschera volevi dire, eh? Questo invece no, è ancora in Nativitas. Nell'Arzignano c'è De Gori tra i pali e Iabri, il capitano, in campo con Cato e Matteus, e c'è pronto sul calcio d'avvio, lo vediamo, il buon Ciro De Cristoforo, che alla sua prima apparizione ha scontato la squalifica nella prima giornata di gara, quella di venerdì. Oggi assieme c'è anche qui, ecco qui il quintetto, c'era Giannesello che doveva partire nel quintetto di partenza con il 22, però poi alla fine Luciano, il mister, aveva preferito mettere dentro De Cristoforo, che appunto esordisce da oggi, e c'è anche Gonnella in panchina, un altro giocatore assente a disposizione con Marzotto, Lockdip, Riva, Negro, Lazzari e appunto Giannesello in panchina. L'Arzignano che manovra il primo pallone di gioco, sono 30 minuti continuativi, in caso di parità anche quest'oggi solo rigori, non supplementari, l'eventualità di supplementari ci sarà solo domani nelle finali. Sì, abbiamo visto nell'ultima partita l'Arzignano premiato come MVP il portiere Giulio De Gori, mentre dalla parte opposta Eric Utini. Vedremo se sapranno dare spettacolo oggi. Sarà difficile, nonostante i 2 gol subiti da Giulio De Gori, battere il portiere reduce da un'ottima prestazione. Portieri tra l'altro convincenti in questi Final 8, non abbiamo visto grandi goleade, sì le 6-2 dell'Arzignano, però anche il portiere del Bassano aveva parato molto, quindi insomma grandi equilibrio, e questo è un po' il live motive di questa 4 giorni qui della Belbotea Arena. Sì, ieri, nella giornata di ieri in cui è andata in scena la Coppa Italia C1, abbiamo visto
4 partite sempre con pochi gol, 3-1, 3-2, 2-1, quindi tutte squadre che si equilibrano nel punteggio e nel gioco, e anche nell'ultimo incontro un altro portiere premiato come MVP, Baratella, quindi appunto sì, grandi portieri. E intanto c'è il Nativitas che ci prova, Simonetti per capitano Uttini, ancora Simonetti, Uttini va a cacciare Uttini, qui De Gori non ha il guanto perché non li porta, difficile vedere portiere con i guanti, sta diventando una rarità. Io quando ho iniziato a seguire il calcio 5 nel lontano 97, la prima partita, ricordo quando l'Arzignano vinse la Coppa Italia di Serie B ad Ancona, quando l'amico Michele Trolese, purtroppo 11 anni che non c'è più, il mio maestro di giornalismo futsalistico, aveva pestato una cacca perché portava bene e poi hanno anche vinto. Ciao Michi, ciao, un bacione da su Trutru. Intanto dai, torniamo a seguire la partita, palla per Capitan Iabre, Concato dietro, c'è movimento, l'Arziano vuole provare la prima azione vera e propria offensiva, un Ciro De Cristoforo che nell'ultimo mese è diventato determinante per la squadra biancorossa. Matteus si allarga, va a calciare Matteus, la risposta poi Matteo Concato trova il vantaggio al terzo minuto, riesce il tap-in sulla corta respinta del numero 1 Mattias Bisoffi, dunque è già avanti l'Arzignano con il secondo gol a tombo di Concato. sì, solo 2 minuti fin qui, Matteus fa partire un gran destro che però non riesce a tenere lì il portiere del Nativitas, e poi arriva il numero 3 Concato e mette a segno il gol dell'1-0, e quindi riparte il Nativitas con Simonetti. Dall'altra parte c'è anche Uttini, ma preferisce andare dietro. Seghetti che vuole cercare Uttini, alla Non fine si riesce, si prende comunque il fallo laterale perché l'ultimo tocco è di De Cristoforo. Ciro De Cristoforo. Concato che tra l'altro Recupera palla De Cristoforo, lotta, palla ancora per Concato che sta decidendo la partita, si accentra Concato, c'è il fallo, è entrato nel sandwich, sembrava un po' il Wuster che vuole scappare dalla doppia fetta di pane, hot dog non riuscito. con le salse che lo fanno scivolare verso l'alto. Doppio ketchup, visto il colore, ma non possiamo cominciare a parlare di mangiare già a quest'ora dopo l'insalatina che mi sono fatto a mezzogiorno meno 10, neppure a ricovero mangiano così presto. Concato che La prima punizione di questa partita, una final 8 a parte ieri sera un po' mezza box in campo, però la posta di paglia era alta, comunque sempre corretta, pochi falli, hanno lasciato molto correre anche il direttore di gara. Seguiamo però, attenzione, Concato, si è spostato Iabre, va a calciare Concato, un tiro che prende, sì, c'è stata una deviazione, quindi è corner. sì, c'è stata la deviazione qui del numero 24 Doros, lo rivediamo. Col tacco. Palla dietro a Iabre che riparte addirittura da Giulio De Gori, lo scambio ancora con il suo capitano, la pantera nera dell'Arzignano, palla per Concato che lascia lì per De Cristoforo, va sul fondo, mette in mezzo un pallone, ancora una deviazione, dopo un avvio, un minutino e mezzo di Nativitas, adesso l'Arzignano il gol, coraggio e pressa lì nella propria area la formazione patavina. Si sta spingendo in avanti, sì, l'Arzignano. Attenzione con questa palla dietro, ancora Concato oltre al gol nel vivo del gioco in questi primi minuti, tra l'altro a quota 1, adesso con il gol appena siglato raggiunge a quota 2 e in classifica marcatori Iabre dell'Arzignano sempre e Uttini del Nativitas. Palla intanto profonda, facile preda di De Gori, Concato che tra l'altro è il fratello minore dei due Concato, appunto, abbiamo visto prima anche il papà Roberto che è fotografo, è stato fotografo dell'Arzignano per tanti anni, e Marco il fratello gioca invece a Valdagno in C1. Matteus, il movimento ancora per De Cristoforo, viene fermato però bene da Uttini che può far ripartire dando palla a Simonetti, la prolunga però non può arrivarci Doros, pallone che va a sbattere sulla telecamera del buon Andrea Di Giambattista. Preoccupato, l'abbiamo visto qui sotto di noi Andrea. Adesso torniamo al campo con Matteus, una serie di finte di Matteus, accentra il pallone, poi lo sposta a destra per Concato che a sua volta si accentra, lo scambio cercato, ma è bravo qui
Doros, il numero 24 del Nativitas, mentre fuori. Intanto primo cambio, entra Gonella, anche per lui debutto qui a Tombolo, la Belbotti Arena, lui che era assente nella prima giornata di gara per motivi di lavoro, oggi da manforte. Attenzione a Iabra, il tiro, ancora Bisoffi che non trattiene, ma questa volta va meglio al portiere del Nativitas con Iabra che mette in laterale sul tentativo di ripartenza di Seghetti. Ottimo l'inizio fin qui dell'Arzignano, subito in pressing in avanti, sempre a cercare la conclusione, anche con l'ultima arrivata proprio dal capitano Iabre. Ci deve riprovare il Nativitas con Uttini che parte dietro, da una palla a Doros, si muove Simonetti, si fa vedere dalla parte opposta Uttini, Simonetti, finte, Gonella si prende la sfera da dietro, la scarica dietro per Concato, lo scambio con Iabre, Concato in velocità, prova a venire fuori l'Arzignano, l'ultimo tocco mi sembrava di Gonella, proteste di Simonetti che ci stanno, però insomma non era semplice vederla, direttore di gara, qualche errore ci può sempre stare, fin qui comunque non ho visto grandi problemi. Attenzione a Gonella che va a calciare, collo interno, palla fuori. Sì, buono l'ingresso di Gonella, ha tentato prima il tunnel, non riuscito ai danni di Simonetti, poi adesso con questo tiro ad accentrarsi, la palla termina alla destra di Bisoffi che si era lanciato, era comunque lì presente sul proprio palo. Doros intanto nella metà campo dell'Arzignano riceve da Seghetti, Iabre prende palla, va via a testa bassa Iabre, poi però viene fermato lo scarico per De Cristoforo che riparte da dietro, cerca la verticalizzazione ma è bravo Uttini a prendersi il pallone. Doros poi si arrabbia con i compagni che si sono fermati, un 3 contro 2 allora con De Cristoforo, bravissimo, quindi è scivolata Seghetti, deve fare più attenzione il Nativitas e fa bene Doros a arrabbiarsi, nessuno ha seguito. Sì, ha salvato una palla che poteva diventare molto pericolosa, Seghetti, c'era un 3 contro 2 con Iabre che si era allargato sulla sinistra, l'autore del gol Concato, ora tocca a Gonella intanto in mezzo, prova il numero De Cristoforo, spara lontano Doros direttamente dalle parti di De Gori che ferma il pallone, sarà rimessa laterale Arzignano, entra anche Negro al posto di Iabre che si prende il 5 della panca. I primi 8 minuti parlano Arzignano, fin qui non abbiamo ancora visto Gonella, il numero di Gonella, palla per De Cristoforo che viene fermato da Doros, poi palla deviata in calcio d'angolo. Gonella va via 2, qui lo rivediamo poi cadendo di fianco a Seghetti, mette il pallone in mezzo e non riesce a concludere il numero 22 De Cristoforo. Proprio Ciro De Cristoforo va a battere il corner, deviazione sul tiro di Concato, deviazione però di un giocatore dell'Arzignano e intanto arriva già il time out di mister Caporello che andiamo ad ascoltare con il microfono di Veneto Futsal TV. Non dobbiamo avere paura, chiaro? Non dobbiamo avere paura. Giochiamo semplice, 2 bassi, un pivot alto e l'intermedio qua, partiamo così. Ci lasciano giocare, lunga tutto, ok? Non dobbiamo avere paura, dobbiamo appena scarica, dobbiamo fare il raddoppio, dobbiamo venire giù, dopo la corsa in più. Se c'è la possibilità, giochi anche lunga, se c'è la possibilità, altrimenti la giochi più laterali. Dobbiamo tirare più veloce questa palla, se la tiriamo troppo lenta, si piazzano. Dopo il time out mister Caporello ha subito chiamato i suoi a raccolta, intanto iniziano ad arrivare anche le foto delle distinte delle prossime partite. Sì, direi intelligente qui la decisione di mister Caporello di richiamare subito il time out, visti i primi 10 minuti quasi, eccoli qui, in affanno da parte del Nativitas, probabilmente c'era qualcosa da cambiare, vedremo adesso se avrà avuto effetti. Al momento no, intanto è rimasto lo stesso quartetto di partenza, 10 minuti, 1-0 Arzignano per il Nativitas che ha sprecato, attenzione qui Concato, non strappa palla, commette poi fallo, strappa palla ad Uttini, poi commette fallo, giustamente ravvisato dal direttore di gara il signor Di Filippo di Treviso, già battuto la punizione, palla sulla sinistra per Seghetti, Doros, lo scambio con Uttini, ancora Seghetti,
qualche protesta in campo, forse per un blocco. Intanto vengono calmierati gli animi di Concato e Doros. Concato richiamato ancora dal direttore di gara, intanto li vediamo qui inquadrati, che poi è bello perché se le danno e poi dicono ma io non ho fatto niente, come i bambini che sporcano il muro con le mani sporche di cioccolata, ma non sono stato io, e la mano ancora sporca. Sì, non avevo visto cosa fosse successo qui tra Doros e Concato, tant'è che l'arbitro ha richiamato l'attenzione e poi il mister dell'Arzignano ha richiamato anche Concato in panchina, quindi rientra anche Matteus. Nativitas che deve stare più calmo nella giocata, che lì prima un pallone perso, ora Arzignano che fa del possesso della manovra una delle sue armi migliori. Di Cristoforo, lo spazio per girarsi, lo scambio con Bonella e ancora la parata di Bisoffi che tiene in vita i suoi, un paio di parate davvero importante per il numero 1 Pattavino. Molto bravo qui Gonella, ottimo comunque lo scambio tra le file dell'Arzignano, poi arriva davanti al portiere. Recupera ancora Bonella, giocatore che un po' di esperienza l'ha fatta. Vivaio Cornedo ha giocato anche in A2 tra le file della Canottieri Belluno per poi essere una delle bombe di mercato dell'Arzignano che ambisce e vuole la C1, ma c'è la Don Romeo che è andata fuori il primo turno. Attenzione, pallina in mezzo con Bonella che trova il raddoppio al minuto 13, 10 minuti dopo Concato. Fabio Bonella mette il suo primo timbro in questa Final 8 al secondo tentativo. Bonella c'è ed eccolo qui, proprio lo stavamo nominando, stavamo parlando di lui, lo rivediamo, la palla scaricata dietro, qui difesa del Nativitas che si è aperta in due. E bravo anche Gonella sicuramente a scaricare, però non può lasciare così tanti spazi il Nativitas, giocatori che sono sempre pericolosi. Bisoffi qui anche sfortunato, qui bravo nella giocata ma viene fermato da Matteus numero 5 Seghedi. Un altro Arzignano ha cambiato anche il giovane, c'è dentro Giannesello al posto di De Cristoforo. Giannesello che era tra i papabili del criterio di partenza, poi cambiato all'ultimo da mister Luciano. Anticipato da Negro il giocatore del Nativitas, il numero 21 Castro Guerrero. Il pallone resta in campo, ancora Negro, lo spara avanti, la finta, pallone che arriva tra le mani di Bisoffi e Nativitas a destra che può ripartire con Simonetti. Stiamo per entrare nella seconda metà di questo primo tempo. Arzignano che sta legittimando il suo vantaggio con due reti. Qui recupera palla ancora Gonella, il tocco morbido però troppo defilato, vicinissimi al tris. E qui va via con uno strappo Gonella, Duttini che arriva di fronte al portiere, non riesce a segnare quello che sarebbe valso il terzo gol del vantaggio, però Nativitas che non mostra ancora segni di risveglio. I due colpi sono duri da digerire, specie quando si è di fronte a una squadra come l'Arzignano che ha giocatori che sono, possiamo dire tra virgolette, passami in termini, in prestito in C2, perché gente che ha giocato a livelli nazionali. E palla per Matteus, uno di questi Matteus, la puntata è ancora Bisoffi e stiamo vedendo al momento questa Bisoffi differenza. MVP per il Nativitas, per nonostante i 2 gol ne ha salvati minimo altri 3. L'unico sia a tenere in vita fin qui ancora il Nativitas con questo 2-0. Gonella Matteus, lo scambio ancora per Gonella, il pallone in mezzo, questa volta Eutini che salva tutto quanto, cerca di ripartire ma viene fermato il numero 21 Castro Guerrero da Gonella. Intanto c'è un cambio dentro anche Diego Lando, va a rifiatare Simonetti dopo 15 minuti di gioco. C'è anche Karasanovic, non ce ne vogliono se sbaglieremo il suo cognome, talmente lungo, chiamiamolo Cara. Intanto viene fatto ripetere rimessa laterale, questi sono errori che non vanno commessi. Sì, come prima con Doros, un passaggio sbagliato, probabilmente una mancanza di concentrazione anche da parte del Nativitas che deve essere più sveglio in certe situazioni. Gonella intanto
si muove Singh, lock deep in avanti, palla a sinistra per Matteus che gira orizzontale verso Giannesello, si accentra Giannesello, chiama in causa proprio Singh, il neo entrato, Giannesello ancora, Matteus, ora alza il baricentro, il Nativitas ma fa scorrere bene il pallone avanti Matteus per Gonella che viene spinto a terra da Utini, c'è il fallo, secondo fallo Nativitas. Sì, quando riparte l'Arzignano trova sempre velocità con gli spazi giusti e le triangolazioni, anche nell'ultima l'abbiamo vista, si cercano Matteus e Gonella e arrivano molto spesso davanti ai pali difesi da Bisoffi. Gonella per lock deep, ancora Gonella, lock deep, Giannesello si muove Iabre, poi arretra e ferma la sua corsa, ancora Arzignano nella propria metà campo, intanto scorrono i secondi, tutto a vantaggio della formazione di mister Luciano, palla profonda per Iabre, fermato di testa da Lando che riceve una stringatina dal suo capitano Utini, poteva ragionare sul pallone, certo sotto di 2 gol, meglio evitare problemi, attenzione ancora per Gonella, si stoppa, si ferma, viene braccato però, è ancora una palla in avanti, qui cade a terra il giovane Castroverano, l'Arzignano con 3 contro 3, palla per Gonella, fermato dalla doppia marcatura con Iabre che alleggerisce indietro per De Gori, continua batti e ribatti con il Nativitas che però non riesce a manovrare in attacco. Bravo Iabre qui nel recupero, la palla torna dalle parti dell'Arzignano, Nativitas che ancora una volta soffre gli attacchi della squadra vicentina, anche Gonella nell'ultima occasione aveva provato un colpo di tacco a liberare il compagno alle spalle. Karasanovic intanto sopra la linea di metacampo, Utini, lo scambio per Castro Guerrero, non c'è un tocco arzignanese, quindi rimessa laterale pro biancorossi, intanto dentro anche Michele Riva, il terzo under tra le file dell'Arzignano, oggi il quarto, Tommaso Biasi, il portiere, è in tribuna, salutiamo ancora il Pappaluca che ci segue sempre. Palla proprio per Riva, lo scambio con Iabre su un fazzoletto di terreno, si gira, bellissima apertura di Singh per Gonella che va a calciare, ancora Bisoffi, la palla arriva da Singh, la recupera Singh, lo scambio con Gonella, palla dietro per Iabre Che resta fermo sul tocco, sull'appoggio. Lo rivediamo, se Arzignano accelera sono dolori anche per Verstappen. Ancora una volta molto bravo Bisoffi di fronte a Gonella a chiudere il traversone sul secondo palo. Karasanovic intanto in mezzo. Troppo spazio sempre per l'Arzignano. C'è l'Nativitas che vorrebbe, o almeno sta provando negli ultimi minuti ad aumentare il pressing, l'abbiamo visto anche nell'ultima azione qui, proprio a centrocampo, però quando lasci spazio all'Arzignano arriva molto spesso al tiro. Per Concato che va a calciare, ci mette il corpo Utini a dire di no, Concato dietro per Singh, Concato litiga un po' con il pallone, me lo tiene vivo per i suoi. Riva, il movimento, palla ancora dietro per Singh, quando l'Arzignano non sa bene cosa fare torna da dietro a ricostruire, palla per Iabre che si ferma, lo scambio cercato, quindi recupera il pallone, vediamo lo strappo del Nativitas subito fermato da Singh, lock deep, l'ultimo a toccare ad Utini, rimessa Arzignano. Sì, probabilmente il Nativitas anche sconfortato dal risultato, l'abbiamo appena visto, Utini ha preso palla, era un potenziale contropiede, solo un compagno a seguire, mi pareva fosse il numero 11 Gomiero, e quindi c'è anche paura adesso, ma deve trovare qualcosa in più il Nativitas perché c'è ancora tanto tempo a disposizione. Intanto rientra Doros, Iabre dietro per Singh, giro palla a sinistra da Concato che va a puntare proprio Doros, c'è l'aiuto di Utini in raddoppia marcatura, palla in mezzo, golasso di Matteo Concato, la doppietta con un sinistro quasi da fondo campo che beffa Bisoffi e trova il 3-0 Arzignano al 21esimo. E abbiamo visto il povero Bisoffi sconfortato per il terzo gol, lo rivediamo ancora qui Concato con 2 uomini di fronte a lui, se la porta piano sul sinistro, poi Bisoffi non si aspetta quel tiro e viene scaricato sotto la traversa sull'incrocio, e quindi adesso un altro gol, si fa sempre più dura per il Nativitas.
bravissimo Concato comunque con la doppietta. Una doppietta che sta spingendo l'Arzignano verso la finalissima di domani pomeriggio in programma alle 16:30. Chi passa questa sfida troverà la vincente del derby veneziano tra Valli e Mestre Fenice, che si giocherà sempre qui ovviamente alla Bel Bottega dell'Arena di Tombolo alle 16:30. Iabra intanto per l'Arzignano. Sì, adesso l'Arzignano ha tutto il tempo per gestire la partita con calma quando mancano 9 minuti al termine del primo tempo. Vediamo il Nativitas con Gomiero, non va a buon fine il passaggio con Cato Lazzari, intanto è entrato anche numero 11 Bruno Lazzari, lo scambio buono, il triangolo, non ci arriva però arriva, qualche protesta di Lazzari, partita comunque corretta, si tirano la maglia ma tutto sommato insomma giusto far lasciar correre. Sì, il risultato anche fin qui il risultato non consente nemmeno al Nativitas di fare falli inutili. Bisoffi intanto cercava l'allungo. L'unica cosa che deve fare il Nativitas è cercare di entrare in partita e qui ci prova, ma ancora non abbiamo visto un'azione pericolosa. Doros intanto qui inquadrato dalle telecamere di Futsal Veneto TV. Iabre con Catto sulla fascia che ha portato il gol del 3-0 di pochi minuti fa, ancora Concato va a puntare Doros, questa volta lo ferma, l'ultimo tocco di Concato, rimessa Nativitas. Nativitas con Doros fa ripartire l'azione, il numero 2 Karasanovic prova ad accentrarsi il numero 5 Seghetti che viene braccato, gli porta via il pallone Lazzari in un secondo momento, poi da dietro per Iabre, 7 minuti ancora da giocare più eventuale recupero, probabilmente un minutino tra time out Nativitas e i 3 gol Arzignano. Concato si gira bene, Concato va, mette in mezzo un pallone, il pallone poi resta lì, arriva e poi Bisoffi in 3 tempi, manco fosse un cestista, si prende il pallone. Riva qui poteva fare qualcosa di più, di fronte al portiere non ha alzato abbastanza il pallone, era già a terra Bisoffi, ma comunque la partita resta in netto vantaggio per l'Arzignano. Fatto fuori Gomiero, rientra Simonetti, Gomiero che aveva tentato un passaggio non riuscito per la corrente Karasanovic, rientra anche Negro. Comunque entrambe le squadre hanno probabilmente più Arzignano a 11 effettivi, soltanto l'altro portiere Marco Marzotto non è ancora entrato in partita, difficile portare via il posto a un De Gori in forma davvero importante in questa final eight. Concato intanto. Ha significato sì della fiducia di entrambi i mister per tutti i giocatori, sicuramente non stanno ripagando la fiducia i ragazzi del Nativitas, attualmente in svantaggio, ma è comunque un significato. Doros per Simonetti, ora Seghetti, ancora Simonetti, lo scambio non riuscito con Negro per recuperare il pallone, Concato lo allunga, cerca di allungarlo verso del Cristoforo ma è in scivolata il giovane Nativitas. Doros mette in foro laterale, ancora De Cristoforo, pronto a mettere in gioco il pallone, palla in mezzo che resta lì, poi viene calciata dietro la panchina del Nativitas, anche qui altra occasione Arzignano. Udi. Sì, ancora una volta si è reso pericoloso l'Arzignano, non è arrivato poi al tiro il numero 22 De Cristoforo. Concato intanto va a puntare Doros che lo ferma con un abbraccio di troppo secondo il direttore di gara, terzo fallo per la squadra di mister Marco Caporello, vedremo cosa inventerà l'Arzignano ora. Arzignano sempre in controllo della partita, Nativitas che sta provando a far girare un po' i propri uomini, ma non riesce ancora, non è ancora riuscita a trovare il varco giusto, almeno per il Pesseria c'è sempre l'Arzignano che riparte velocemente in contropiede, sempre messo in difficoltà il Nativitas. Campanello di giocatori attorno al pallone per Arzignano con Concato che ha dettato le regole per questo schema. C'è il numero 3, autore di una doppietta, il gol che ha aperto le marcature è stato però di Concato appunto. Proprio lui, Matteo, che va a caricare il pallone, tentava un passaggio per Lazzari, riparte in velocità il numero 5 Seghetti, ma puntuale la difesa che con Vittorio Negro dice di no.
era una potenziale occasione questa qui di ripartenza per Seghetti, bravi anche a livello difensivo i giocatori arzignanesi. È stato entrato anche Alex Caporello, presumo sia il figlio del mister Marco, uno dei giovani a disposizione del tecnico padovano Bisoffi. Lo scarico a destra per Simonetti, fermato da Negro, laterale, mancano poco meno di 4 minuti, Arzignano avanti 3-0 in questa prima semifinale, qui live della Tombolo della Bebote Arena. Lazzari, fermato da Doros, non riesce a ripartire, ancora Arzignano con laterale davanti la panchina di mister Luciano, si alza intanto anche il suo vice Mirko Tezza a dire qualcosa all'amico mister Luciano, che si è riportato Mirko Tezza e Cristian Stefani alla corte biancorossa. Negro qui perde il pallone, lo recupera però di prepotenza Lazzari, ancora per Negro che si lascia cadere troppo facilmente secondo il direttore di gara, ma è bravo Negro a recuperare ancora il pallone, voleva un fallo, ha fatto bene l'arbitro a far continuare, intanto fuori Concato, rientra Gonella, mancava il campo, l'ha dimostrato subito siglando il gol del Montano 2-0. Lazzari intanto recupera ancora il pallone, Doros, la riapre Edward Doros al minuto 28, il primo errore arzignanese e il giovane Doros dice adesso segno e la riapro. Grande qui Doros, ottimo dribbling, lo rivediamo, riconquista palla, poi di fronte al pressing dell'avversario una ruolata velocissima e poi De Gori esce e la palla alla fine termina in rete, quindi c'è il 3-1, timide speranze, però un gol che vale tanto adesso per il Nativitas. Che vale tanto per il Nativitas, non ne vogliono gli amici arzignanesi, ma attenzione alla posizione, ancora Gonella, deviazione corner, non me ne vogliono gli amici arzignanesi, ma almeno un gol che riapre la partita e che tiene suspense e spettacolo per questa semifinale. Sì, un gol che ci regala almeno un'emozione anche da parte del Nativitas, rivediamo qui. Negro intanto ci prova anche di testa, non è consuetudine nel calcio a 5 vedere gol di testa, ne ricordo uno preso dall'amico Cristian Tonello, che saluto, oggi preparatore dei portieri della Don Romeo, in una partita mentre lui difendeva i pali del Tiene alla palla con Lodi, mi sembra con Peretto, che di testa uccellò il portierone che ha portato il primo arzignano in Serie A. Attenzione a Negro, recupera il pallone, però Doros che viene spinto a terra da De Cristoforo, che si prende anche il giallo, troppo veemente, chiede scusa, poteva giocarla più tranquillamente De Cristoforo, giallo sacrosanto e secondo fallo arzignano. Sì, qui stava ripartendo l'autore del gol, il numero 24 Doros, che poi resta un secondo a terra, si tocca anche la schiena, comunque sacrosanto il giallo ai danni del numero 22 De Cristoforo, troppo irruento in questo intervento, e quindi quando mancano un minuto scarso, 30 secondi ormai più recupero, il Nativitas è nella metà campo ma sbaglia qui Utini. Si era fermato Simonetti, incomprensione 3-2, teniamo d'occhio anche il direttore di gara che chiede, che dovrà decidere anche quanto recupero dare, una decina di secondi scarsi, e poi il duplice fischio, Matteus, giro palla intanto ancora dell'Arzignano, De Cristoforo ammonito poc'anzi, ancora Matteus. E c'è un minuto di recupero. Un minuto, si giocherà fino al 31esimo, Matteus si era mosso bene, Negro non è stato visto, ancora però Arzignano che manovra, vedremo se troverà l'ultimo affondo per riportarsi sul più 3, palla per Gonella, troppo defilata a destra, il Nativitas che torna in possesso. Ultimi secondi per il Nativitas che ha dato cenni di risveglio con il gol di Doros, sicuramente va negli spogliatoi con un piglio diverso, anche se metti per Utini cerca di andare sul fondo, manca poco, 20 secondi, fermato da De Cristoforo, Caporello si riprende il pallone, poi sulla pressione di Negro mette fuori e Matteus fa segno che
che trascorrerà gli ultimi secondi, ma non c'è nemmeno il tempo perché arriva il Dublice Fisco con una qualche secondo in anticipo e l'Arzignano può andare a riposo comunque in modo tranquillo, 3-1 avanti sul Nativitas.
Nuovamente in modalità live della Belbotea Arena, tra poco il secondo tempo, Arzignano avanti 3-1 con il Nativitas. Cosa possiamo aspettarci, Udino? Sì, vediamo nel secondo tempo se il Nativitas offrirà qualcosa in più, quello che serve per recuperare il punteggio. Abbiamo visto in un primo tempo condurre ampiamente l'Arzignano con la doppietta trovata da Matteo Concato, classe 98, e Gonnella Fabio, nuovo innesto che ha fatto vedere grandi numeri di qualità. Ci aspettiamo un secondo tempo ancora con l'Arzignano che andrà a condurre. Vediamo se riuscirà a trovare qualcosa dal cilindro il Nativitas in quella che fin qui, a parte il gol di Doros, il numero 24, è stata una partita a senso unico. Matteus strappa il pallone, intanto avete sentito anche se sottofondo grifo, ci sono anche gli ultras che dal 94, attenzione però Matteus, il tiro blocca Bisoffi, dal 94 prima erano il Cug comando il Tragrifo, quante baruffe con quelli delle Luparense, poi ci sono i Warriors adesso, attenzione però al Nativitas che ci prova ma protegge bene De Cristoforo. Un Arzignano che vuole la finale di domani, ora è 16:30, giornata di domani che inizierà con la Supercoppa tra Verona e Antenore. Sport Padova, protagoniste lo scorso anno, il Verona vinse il campionato, l'Antenore vinse proprio qui la Coppa di C1 e poi arrivò in B tramite playoff. Sì, squadre che conosciamo bene, sono proprio avversarie della squadra di casa. Qui il team Giorgione alla Belbotea, e quindi anche domani vi aspettiamo connessi o direttamente qui alla Belbotea Arena per seguire la finale di Supercoppa. Calciato da dietro Gonella che resta a terra, De Cristoforo mette fuori il pallone, ci stava probabilmente un fallo, pareva evidente, non è dello stesso parere però il direttore di gara, il signor Pietro Francescato della sezione di Treviso, il secondo arbitro che fischia dalla parte opposta rispetto alla tribuna da cui vi stiamo raccontando questa prima sfida di questa terza giornata della Belbotea Arena Final 8 di Coppa C1 e C2, le semifinali oggi in programma. Intanto restituisce il pallone con la sportività Simonetti e De Gori se lo prenderà da fondo campo per far ripartire il gioco. Semifinale appunto che dopo questa partita tra Arzignano e Nativitas la vincente andrà a sfidare la vincente tra Yes Work Valley e Mestre Fenice. La palla per Gonella, esce in modo determinante dai pali Bisoffi che alza il pallone, lo rivediamo, parata fondamentale, è sempre lì a tenere i suoi. Molto bella qui, interessante la palla di De Cristoforo per Gonella che poi di fronte a Bisoffi non riesce a trovare quello che sarebbe stato il triplo vantaggio, sempre a tenere in vita il portiere in maglia rosa per il Nativitas. Doros rischia l'errore, Bisoffi se lo riprende, poteva toccare il pallone, lo scambio intanto qui con il Nativitas che va alla conclusione con il numero 5 Seghetti, intanto si alza Bisoffi, vuole e deve comunque a questo punto cercare qualcosa di più. Ho detto l'altro giorno, proprio nel giorno del suo compleanno, del buon Lucio Solazzi, perdere 3-1, perdere 10-1, sempre hai perso. Ciao Lucio. Palla in mezzo, dato fermato con De Cristoforo che la spara da Doros, qui De Gori arpiona il pallone, occhiataccia velenosa al compagno, un regalo che non doveva commettere Arzignano. Lasciato libero sì di calciare Doros, trova però un sempre pronto Giulio De Gori. Matteus, il tocco fino dietro per De Cristoforo, ancora Matteus, De Cristoforo, Gonella, Iabre, Matteus, Iabre, avanti per Ciro De Cristoforo, che guarda le posizioni di compagni, continuo scambio tra i giocatori dell'Arzignano e la palla scodellata ora per Gonella che con il tacco la alza talmente tanto che va addirittura a toccare la parte alta della Belbotea. Sì, ci ha deliziato di questo numero Gonella, non utile a mettere il cross in mezzo per i compagni, e quindi riparte il Nativitas ora
con Seghetti. Intanto diciamo, palla in angolo, che ci sono tanti tifosi che ci stanno scrivendo anche i messaggi sulla pagina di YouTube dove qui vi stiamo trasmettendo Futsal Veneto TV, magari dopo accendiamo il telefono. Io che sono boomer non sono granché preparato su queste cose, no? Così almeno attenzione qui a Matteus, bravo qui, poi a ritornare Doro, si abbracciano Bisoffi e Matteus. Sì, che poi magari salutiamo anche qualcuno in live. Ripeto, io sono un boomer. Ti aiuto io, Test. Grande. Mi so usare anche Instagram, io non so neanche condividere le storie, ma lascio fare ai miei figli. Attenzione, palla per Iabre, lo scambio con De Cristoforo che torna ancora del suo capitano, palla pivot Gonella che cerca di girarsi ma viene guardata vista da Utini. Gonella costretto a dare indietro, Utini si prende le pelle, non c'è il fallo, con il contropiede Utini palla per Doros e De Gori vince poi con la testa addirittura De Gori a dirvi no, ma ancora Nativitas, esce Gonella, un 3 contro 1, palla per Iabre dalla parte opposta per De Cristoforo, De Cristofaro mette il sigillo al minuto 6, Arzignano nuovamente sul +3, un'azione Tuntu a tagliare il campo. Sì, da una parte all'altra, dal contropiede di Utini e Doros, lo rivediamo, perde palla all'Nativitas e quindi riparte velocemente Arzignano che con Iabre mette questo pallone in mezzo per De Cristoforo che è molto lucido di fronte a Bisoffi e quindi 4-1. Ancora stiamo rivedendo qui l'azione di quello che poteva essere il contropiede del 3-2 per il Nativitas. Bravo sempre De Gori che poi non si rende conto di essere in area, ma forse c'era il retropassaggio. Con la testa comunque fa ripartire i compagni, arriva il gol del 4-1. Doros, qui recupera ancora Matteus, altro contropiede per Laziano, Matteus spinto da Utini, Matteus sul secondo palo, poi la difesa sventa la minaccia, deve poi ripartire il Nativitas con Seghetti. Si è già ricomposta però la difesa dell'Arzignano, qui rischia l'errore, palla che arriva De Gori rilancia il lungo verso Gonella che ha chiamato il pallone, Gonella la mette giù, però ancora Bisoffi. Molto bravo qui nel lancio il portiere, attenzione, molto bravo è stato qui Giulio De Gori a trovare Gonella con il lancio, a scavalcare la testa di Seghetti e poi di fronte al portiere ancora trova un pronto Bisoffi. Concato è andato rientrato in campo assieme a Single Lock Deep, c'è anche il numero 23 Michele Riva, solo Iabre rispetto al quartetto di partenza di questo secondo tempo per l'Arzignano. Si muovono anche in panchina alcuni giocatori della Nativitas. Utini intanto apre per Seghetti che va in fondo da Simonetti, De Gori recupera il pallone, evita anche il calcio d'angolo, Singh riparte da dietro il numero 6 arzignanese e sembra lo specchio del primo tempo, questo secondo tempo, con l'Arzignano che conduce ampiamente, trovato nuovamente il vantaggio. Apre per Concato per Riva, Bisoffi ancora, ora esce Bisoffi, un 3 contro 2, Bisoffi viene portato anche a terra e poi viene deviato in corner, non c'è il fallo, Bisoffi fa vedere che è stato, gli hanno tolto praticamente lo scarpino, voleva un fallo, ha avuto coraggio ma deve averne perché mancano 22 minuti esatti e devono recuperare 3 gol, quelli del Nativitas. Uno dei migliori sì dei suoi, Mattias Bisoffi, che conduce palla al piede, si fa tutto il campo, arriva poi di fronte all'area del portiere Giulio De Gori, non arriva la conclusione ma comunque ottiene una rimessa al Nativitas. Palla per Utini che strozza il pallone, lo fanno subito Concato, dopo ripartire in velocità si fa vedere Iabre dalla parte opposta, Concato a calciare, c'è anche una mano per palla in mezzo per Capitan Iabre, il 5-1 al 9 minuto e adesso possiamo dire che l'Arzignano potrà dormire sonni tranquilli, 4 gol con la partita che abbiamo vista sono tante. Ancora una volta sì, l'Arzignano pericolosissimo in contropiede, la palla messa in mezzo dal numero 22 De Cristoforo a 1 centimetro dal palo, Iabre non deve fare altro che buttare il pallone in rete, adesso vantaggio sempre più ampio per l'Arzignano, Nativitas ancora ad inseguire. Recupera subito il pallone Arzignano, non dà tregua alla formazione di mister Luciano quando il Nativitas è in possesso, ottima giocata di Concato per Negro che torna da Concato avanza, viene portato sul fondo da Seghetti
riesce comunque a mettere dentro un pallone, voleva anche andare fuori, ha aperto anche la porta di Servizia, intanto recupera ancora Riva, bravo Riva, non ho visto però Concato che si era alzato, non era in fuorigioco Matteo Concato. Credo Riva probabilmente non se ne è accorto, intanto è entrato anche Edoardo Rampin con la maglia numero 49, mi sembra che sia il debutto, non mi sembra di averlo visto ieri, giusto? Rampin sì, venerdì non l'abbiamo visto, mi pare appunto. Ieri, venerdì. Ormai non sappiamo più che giorno sia, che ora sia, perché siamo sempre qui connessi dalla Belboté. Questi 4 giorni so che forse al quarto giorno, al terzo resuscitiamo, al quarto invece forse ci daranno le chiavi del Palasport, ma non diciamo a Lorenzo Spicci perché sennò quello ci crede davvero e poi ce le dà. Tanto laterale per l'Arzignano, un tocco del Nativita sarà avvisato dal direttore di gara, il signor Pietro Francescato, qualche timida protesta con Singh pronto a rimettere in gioco il pallone per Gonella, ancora da Singh. Porteremo un cuscino. Intanto stanno arrivando i ragazzi del Valli, i primi a vedersi qui della seconda semifinale. Sì, non è ancora arrivato il Mestre Fenice, i giovani ragazzi tutti under 21 del Mestre Fenice. Attenzione qui la conclusione. Gonella voleva concludere, non ce l'ha fatta. Anche Gonella voleva sfiorato il pallone, voleva anche lui mettersi a pari con Concato. Quindi tanto bella la giocata per Gomiero che entra in area, si arrabbia un po' Gomiero, aiutato a cadere, 0 falli intanto in questa ripresa. Ripetiamo, gli arbitri possono protestare quanto vogliono ma giustamente fanno correre. Sì, sempre un metro arbitrale come dicevi tu all'inglese, lascia correre, lasciando scorrere molte situazioni di gioco. Intanto richiamati Negro e Karasanovic, era andato a terra il numero 2 del Nativitas senza fallo. Avete visto anche proprio qui sugli scalini sotto di noi l'MVP della scorsa partita. Ma era lui o il gemello fratello? Perché io sono stato zitto, perché era uno di due Bosco l'ho visto. Se qualcuno da casa ha riconosciuto se fosse lui o il fratello, ci ha guardato, ce lo faccia sapere. Ci ha guardato, allora probabilmente era lui l'MVP del Yes Work Valley nella scorsa partita vinta per 2-1. Intanto recupera il pallone per qualche istante il Nativitas, poi in velocità Arzignano con Singh che va sul lato, Utini ferma tutto quanto, fa ripartire i suoi, Utini un 2 contro 2, Utini il cambio, c'era forse il fallo, non viene ravvisato, non fischiano. Sì, si lamenta qui il numero 8, classe 2001 Negro, però c'era evidentemente il fallo non fischiato ai danni di Utini che giustamente protesta. Rampin intanto proprio per il capitano che viene anticipato però da Negro in laterale, 12 minuti se ne sono già andati, 17 poco più per recuperare uno svantaggio che visti i numeri, visti la partita, anche un ennesimo errore Nativitas difficile da colmare. Gianesello sul fondo fermato da Karasanovic, si ripartirà con Bisoffi dai pali, comodo per Utini. Sì, abbiamo visto una netta differenza tra le due squadre qui oggi, non me ne voglia il Nativitas, ma fin qui la qualità messa in campo dai giocatori arzignanesi è stata di gran lunga superiore. E allora Valli e Mestre Fenice che dovranno sì prima giocare la partita, ma già magari fare qualche pensierino a quello che sarà la sfida di domani pomeriggio. Ricordiamo le 16:30, la seconda delle 3 finali in programma domani, la prima sarà quella di Supercoppa tra Verona e Antena Sport Padova e poi a chiudere alle 19 ci sarà il gran finale con il botto, non ci sarà countdown, non ci saranno, speriamo ci siano i fuochi d'artificio per l'ultimo atto di C1 che lo scorso anno vide la vittoria dell'Antena Sport Padova sull'Atletico Conegliano uscito già di scena ieri. Sì, noi vi aspettiamo proprio oggi con la prima gara alle 19, Cosmos 9, Futsal Jesolo. No, ti correggo perché mi hanno corretto, il Cosmos gioca alle 21:30, alle 19 c'è Marco Polo contro Miti Vicinalis. Contro il Miti Vicinalis appunto. Il primo fallo viene anche richiamato Rampin che ha mandato a quel paese il direttore di gara. Il primo fallo di questa ripresa al minuto 15, a metà tempo,
Dunque si conferma insomma una gara tranquilla, ce ne stava magari qualcuno in più, ma visto come sta andando il match, giusto così. Sì, forse l'unica vera situazione non fischiata da parte della terna arbitrale, il fallo in contropiede su Tini, però fin qui una partita appunto tranquilla, entrambe le squadre stanno cercando da una parte e dall'altra le proprie motivazioni. Lottano, recupera palla a Singh, però viene fermato da Rampin, poi Singh mette in fallo laterale, Rampin scarica lontano, voleva la distanza. Una volta, 20.000 anni fa, si batteva l'out, buttarlo subito addosso all'avversario e prendeva il giallo. Ormai questi gialli si vedono gran poco. Sì, anche perché bisogna giustamente dare il tempo all'avversario che era lì di allontanarsi. Qui spreca un pallone il numero 49 Rampin. Intanto Gonella sul raddoppio, si tiene stretto il pallone Negro, Singh, ancora Singh per Negro, Rampin cerca di anticipare, esce Gonella, l'ultimo a toccare è stato Karasanovic, dunque ancora al lato per l'Arzignano. Sì, è probabile che mister dell'Arzignano, Luciano, abbia tenuto fuori Gonella nella scorsa partita contro l'Atletico Bassano proprio per tenerlo fresco per queste... Ti fermo subito, lavora anche. E allora... Se il capo dice no, tocca lavorare. Gommiero va a calciare, insidioso il sinistro del numero 11 Nativitas, un timido risveglio della squadra di mister Caporello. Noi chiederemo dopo a Gonella le motivazioni della scorsa assenza, fatto sta che comunque con il gol e grandi giocate fin qui. Attenzione, recupera Gommiero, ancora Gommiero, tra i più dei suoi, costringe la spaccata De Gori che mette in a corner De Gori che dice ai suoi ragazzi teniamo alta l'intensità, un po' è calato l'Arzignano, più 4 ci sta anche, ma non bisogna rimettere in gara il Nativitas. Non si deve adagiare sugli allori, sì, assolutamente l'Arzignano. Intanto c'è un fallo, un blocco irregolare di Karasanovic su Lazzari che ha giocato qualche minuto nel primo tempo, rimandato in mischia anche ora. Una rosa lunga quella a disposizione di mister Luciano che ha 3-4 elementi fuori anche in tribuna, abbiamo visto Del Maso per gli altri. Attenzione qui, bravo Lazzari a girarsi, poi se ne allunga, pivot pure il numero 11 biancorosso oggi in maglia blu. Non riesce in quel metro e mezzo a tenere il pallone Lazzari, e intanto qui vediamo anche il numero 8 Simonetti perdere e non controllare, non stoppare un pallone che era semplice. Ennesimo errore per il Nativitas. Monella per Negro, Gianesello sulla nostra postazione, lo siamo ancora con Negro che prende avanti verso Lazzari, si fa vedere Gianesello, buona la giocata, non arriva però il pallone perché è bravo il giocatore dell'Antivita, sbaglia 21, Castroverano a prendersi a piccola resta lì e poi il gol di prepotenza a mettere il risultato tenistico sul 6-1 di Fabio Gonnella, doppietta anche per lui e allora come MVP se la giocano Gonnella e Concato. Sì, ancora un altro gol, 6-1, era stato sempre l'Arzignano ad avere il risultato con il maggior numero di reti nella scorsa partita nei quarti, anche oggi mancano ancora 11 minuti e siamo appunto sul 6-1. Gonnella molto bravo con il tocco sotto in pallonetto nell'uscita di Bisoffi, poi a scaraventare il pallone. Tra l'altro Bisoffi non capisco perché mi sono perso anche il replay perché stavo scrivendo il tabellino, qualche protesta anche di Bisoffi, non so cosa abbia detto, vabbè magari voi a casa lo avrete anche rivisto, Sì, 6-1 comunque l'Arzignano. Bisoffi aveva ricevuto il retropassaggio dal proprio compagno, poi c'è stato il pressing, a parer mio non da fischiare di Gonnella, e quindi avendo perso il pallone poi Bisoffi si è lamentato con l'arbitro, ma giustamente seguendo il metro arbitrale di oggi era un contrasto di gioco. Il direttore di gara Di Filippo di Treviso va a calmare la panchina del Nativitas dopo questo terzo fallo fischiato ai danni di Simonetti, alza il pollice, si può allora ricominciare a giocare, rientra intanto Concato proprio al posto di Gonnella, vediamo se Concato troverà anche il guizzo per fare tris personale e allora metterci ancora in difficoltà. E qui è una sfida aperta tra i due, se dovesse arrivare il terzo gol da parte
di Concato, di Gonnella. Karasanovic intanto il pallone per Lazzari, è rimasto a terra, arriva Lazzari, si allunga il pallone, Bisoffi esce dai pali e poi mette fuori il pallone, va a colpire proprio e arriva, gli chiede scusa, ha visto il giocatore a terra, bravo e sportivo Mattias Bisoffi. Forse voleva una sponda con il giocatore a terra. Sì, no, ma aveva visto che arriva a terra, ha detto butto fuori il pallone, poi insomma i portieri, anche se i portieri del calcio 5, oltre a quelli del calcio, stanno migliorando molto con i piedi. Una volta avevano i ferri da stiro, adesso iniziano ad avere piedi molto gentili, anche Bisogni prima è uscito anche molto bene, ha cercato quella conclusione. Sì, diciamo che adesso le scuole calcio puntano anche tanto sulla parte tecnica e quindi troviamo sempre tanti portieri preparati tecnicamente, anche tatticamente, lo vediamo qui ad agire come 10 minuti quinto uomo. 10 minuti ancora di gioco, palla proprio per Bisoffi che allunga sul fondo, l'ultimo tocco è di Negro, rimessa allora per Luca Simonetti, sponda Nativitas, dietro ancora da Bisoffi, Karasanovic. E qui fa bene il Nativitas a schiacciare l'Arzignano. Ci deve provare, quantomeno per il tiro di Bisoffi, la palla che gli resta ancora però lì, Karasanovic, Seghetti si accentra, va dietro da Karasanovic, scorrono i secondi, si avvicina alla semifinale per l'Arzignano, ma il Nativitas è bravo comunque a provarci. Nativitas che in questi ultimi 10 minuti tenta le ultime carte per provare ad impensierire, a riaprire la partita. Karasanovic a destra ancora da Bisoffi, che va sul fondo Simonetti, il primo resta di Simonetti, in mezzo ancora De Gori a dire di no, poi Seghetti si accontenta del fallo laterale che lui stesso andrà a battere. Simonetti non serve Castro che si era staccato leggermente, va direttamente in mezzo e quindi si riparte ancora con Bisoffi. È entrato anche Doros, palla ancora per Bisoffi che va da Doros, ultimo di movimento, avanza ora Doros che recupera ancora il pallone servito da Seghetti, Bisoffi sul fondo per Simonetti, Bisoffi ancora. Bisoffi, la verticalizzazione per Seghetti, ottima la giocata, deviazione poi a togliere il pallone sul secondo palo da un Simonetti che stava per firmare il 2-6. E ancora un grandissimo Bisoffi, appunto l'abbiamo appena citato, con i piedi trova un diagonale importantissimo alla parte opposta del campo. Il pallone dando spinto verso la porta di Bisoffi che era rimasta libera, palla fuori di un attimo, Bisoffi gioca veloce per Doros che avanza per superare la linea di metacampo, intanto il Valli va negli spogliatoi a prepararsi per quello che sarà la seconda semifinale alle 16:30 contro i giovani della Mestre Fenice. Palla in calcio d'angolo, adesso lo rivediamo anche il mister Caporello Marco del Nativitas a chiedere di salire ai suoi. Vorrebbe quasi entrare in campo mister Caporello. Mancano 7 minuti, 7 e mezzo, difficile, anche se questo è il calcio 5, che possa cambiare un po' l'economia del gioco, ma bravo il Nativitas, comunque va dato atto, va applaudito che ci provano comunque fino alla fine. Sì, non ha niente da perdere i ragazzi del Nativitas, quindi ci sta a provare il tutto per tutto quando mancano 7 minuti appunto. Intanto arrivano anche i Boccia della Mestre Fenice. Lasciami salutare il buon Mariano Bidoia che, beato lui, è in montagna a farsi la settimana bianca e gli segue il suo Mestre Fenice dal telefonino. Mariano, mi raccomando, poche grappe. E speriamo che prenda il telefono in montagna, oppure ci sia la connessione wifi. De Gori voleva calciare. Beh, parlando di montagna, ricordo una vacanza carnevalesca con la famiglia, l'Arzignano giocava in casa con la Ostia, palla per Lazzari, fermato Bisoffi, l'Arzignano giocava in casa con la Osta e il buon Davide Tres, ciao Marco Doria, tecnico della Valli, il buon Davide Tres che poi ha venduto tutto quanto al buon di Giambattista, bisogna dire le cose come stanno, mi ha creato l'occasione per fare la telecronaca in maglioncino e mutanda direttamente da Raccines. Grande cosa, grande Smart cosa. working. Molto smart working. Poi l'Arzignano vinse tra l'altro, che fa la telecronaca in diretta anche ai tempi del Covid, spettacolare. Mutandina a casa. Adesso mi fermo perché sennò le ragazze da casa si emozionano nel solo pensiero a testoni mutande. Palla in mezzo per Lazzari, ancora Bisoffi che dice di no, Lazzari è stregata la porta
per Bruno Lasri, un'altra prodezza di far ripartire i suoi. Doros recupera ancora palla Concato per Lasri formato da Bisoffi che esce di gran carriera. Bisoffi bravissimo Negro con il tacco dice di no. Ancora l'auto, già battuto per Utini e De Gori. Vediamo De Gori che non se la sente di calciare nonostante la porta sia vuota. Stiamo prendendo negli ultimi 5 minuti palla per Giannesello. Adesso le squadre si aprono e danno adito alle nostre urlate. Tiro alla distanza, ancora De Gori, dice no Simonetti. Se non fosse per le doppiette di Concato e Gonella, il portiere numero 1 casacca rosa Bisoffi sta offrendo un'ottima prestazione qui alla Belboté. Diciamo che senza Bisoffi poteva essere un passivo più pesante. Di parate ne ha fatte, Tante parate, tante letture, anche qui nell'ultima situazione esce con i piedi velocemente, fa ripartire il contropiede, quindi grandi giocate qui. diciamo che al termine, quando c'è il time out per l'Arzignano, andiamo ad ascoltare tra poco con il microfono di Luca Cesari dell'FCC del Veneto, vediamo se Luca si accorge che è stato chiamato il time out. Gonella o Concato MVP, poi una battuta anche con Bisoffi la faremo. Ascoltiamo Mister Luciano. Corriamo, quando la palla mancano 6 minuti, quindi giochiamo la palla, ok? Giochiamo, poi arriva il momento in cui si va. Dai ragazzi, dai, Però non possiamo continuare a fare una vita che stiamo facendo. Possiamo continuare ad andare, prendiamo Da giocare, partita già incanalata sui binari arzignanesi, questa prima semifinale 6-1, andiamo avanti sul Nativitas. Pregusta la finale, l'Arzignano già con l'acquolina in bocca, Nativitas che deve provare il tutto per tutto ancora con i portieri di movimento. Nativitas che comunque, ricordiamolo, va dato atto, ci provano fino alla fine, intanto Gianesello fermato in scivolata pulita da Doros, lo stesso Gianesello pronto a rimettere in campo il pallone dietro per Singh, palla ricevuta da Concato e lo scambio per Negro impreciso. Partita anche molto pulita qui nel secondo tempo da parte dell'Arzignano, 0 falli commessi fin qui, Uno ci stava, su Utini, uno non fischiato, sì. proprio Utini, preferito per Bisoffi, lo scambio con Seghetti, guarda il movimento di suoi, va da Bisoffi ancora il numero 5 del Nativitas, Utini, Bisoffi, Doros, fa movimento la formazione del Nativitas, palla però ancora per Doros, c'è davanti Gomiero, Doros, Seghetti per Doros, 2 minuti ancora, poco più, Bisoffi, calcia Bisoffi, prende palla Negro che ne resta in piedi, poi va a cercare il tiro, va bravissimo Doros a fermarlo, c'è il fallo e anche il cartellino giallo per Vittorio Negro, primo fallo arzignano e un giallo per Negro che ci sta, visto il fallo che ha fatto a centrocampo, si poteva anche sorvolare su 6-1 a 2 minuti dalla fine. Un giallo comunque che non mi sembra costi caro perché ieri Vittorio non è finito tra i cattivi della partita, se non ricordo male. Poi vabbè, magari chiederemo anche i protagonisti perché in caso di doppio giallo c'è l'assenza forzata dalla finale di domani. No, Vittorio Negro non è stato ammonito. Sono stati ammoniti appunto solo Dessa Carvaio. Palla intanto per Gonella. Gonella cercava l'affondo, Concato recupera il pallone in scivolata, poi se lo riprende sul tocco del giocatore avversario. Singh, a chi diamo l'MVP? Singh, palla per Gonella, ci sta ascoltando forse Gonella? Sì, al numero 7, palla al piede Gonella, sempre nel vivo. Intanto Concato fermato, quarto fallo, e c'è anche il giallo per Doros. Non solo gol per
per Gonella, ma anche Doros che tra l'altro va in doccia in anticipo e quindi espulso Doros, e ci saluta. qualche protesta di troppo, un finale non certo positivo per Doros, che comunque aveva giocato una buona gara. Qui sul 6-1 ha perso un po' la testa, intanto deve mettere dentro un under mister Caporello, Sì, Doros, il 21 Castro Guerrero, e sarà ancora un 20 secondi più il recupero. Doros, uno dei pochi a crederci dall'inizio del Nativitas, assieme a Bisoffi, autore anche del gol. Doros ci saluta e va sotto la doccia, quindi noi chiuderemo con questi ultimi 30 secondi, vediamo se è stato segnalato anche il recupero. No, non è ancora stato segnalato il recupero, a 2 minuti di superiorità comunque Arzignano. L'arbitro guarda il cronometro in questo momento, con la coda degli occhi seguiamo l'azione dell'Arzignano. Gonella, C'è Singh, anche Gonella e Concato in mezzo. Doros, speriamo che uno di due possa segnare il tris, così almeno siamo tranquilli nel dare il premio palla per Concato. Gonella sul secondo palo, arriva il pallone a Singh che non riesce a giocarlo, poi ripeterlo in contropiede il Nativitas con Utini, ma Nativitas che deve fare i conti anche con un giocatore in meno. De Gori, intanto c'è il quinto fallo di Castro Guerrero, Mette la mano, la gamba in mezzo all'uscita da parte di De Gori e quindi c'è il quinto fallo. proteste dal pubblico del Nativitas, sconfortato sicuramente. 5 minuti di recupero intanto. Concato, batte a Concato, vuole il premio dell'MVP al 31esimo, porta a 7 le marcature arzignanesi e dunque Concato vuole prendersi. No, non hanno 5 minuti di recupero, ora il quinto fallo, dai, perché 5 minuti mi sembrava una cosa un po' da... Sì, anche su questo risultato il povero Nativitas, e adesso torna a giocare con il quintetto. Comunque stavamo proprio parlando del premio MVP dato dal partner tecnico Roploz, e Concato ci aiuta nella scelta e adesso andremo ad ascoltare tra poco anche le sue parole quando ci sarà il fischio finale dell'arbitro. Vi ricordiamo, restate connessi con noi, alle 16:30 ci sarà l'altra semifinale e finisce il campo Finita, qui. tu continui a parlare, io vado giù che farmo Concato e anche Bisogno. E appunto la prossima semifinale sarà tra Yeswork Valley, ore 16:30, restate qui con noi, Futsal Veneto TV. Ringraziamo anche tutti gli spettatori connessi che hanno assistito a questa partita tra Arzignano e Nativitas, terminata alla fine con 7-1, gol, la tripletta del numero 3 Matteo Concato, grandissima la tripletta di Concato che si porta in classifica marcatori con 4 gol, segue il compagno Gonella a 2 gol, gli altri marcatori il capitano Iabre De Cristoforo e poi espulso dalle parti del Nativitas Doros, è andato a segno. Adesso attenderemo, si sono date il 5 le squadre con i rispettivi staff tecnici, adesso scenderemo a sentire Matteo Concato e Bisoffi. Restate con noi. Eccoci qua, siamo live in diretta, l'ok, fa l'ok in porta. Mattias, il risultato non vi sorride, non possiamo darti l'MVP perché Concato ti ha fatto 3 gol, però comunque hai tenuto tanto in vita i tuoi. Arzignano troppo forte oggi per voi. Bravi, Arzignano un'ottima squadra, infatti sarà bello rivederli al ritorno in campionato, complimenti a loro, in bocca al lupo a loro, e sì, il risultato spiace molto, anche se magari ho fatto delle buone parate, però 7-1 è dura tornare a casa così. È dura, ma deve essere di buon auspicio per il campionato. Certo. Complimenti Mattias, dato qua, se vuoi dargli un calcio te ne ho fatti 3, puoi dare pure. Grazie, Concatello. Eccolo qui, ce l'abbiamo,
eravamo in dubbio fino all'ultimo secondo, poi ci hai graziato, alla fine è arrivato il tuo terzo gol e quindi eravamo in dubbio appunto se dare a te il premio MVP o al tuo compagno Gonella, un premio meritato, eccolo qui, da premiare sicuramente anche la sua prestazione. Adesso avete guadagnato una finale, tra poco Yes Work Valley contro Mestre Fenice, c'è una preferenza? No, non c'è una preferenza, noi pensiamo solo a noi stessi, siamo contentissimi di essere arrivati a giocarci domani la finale e che vinca il migliore. Un'ottima prestazione, una tripletta, sei contento? Sì. Adesso sei anche in cima alla classifica a marcatori e avete giocato comunque bene, avete mantenuto sempre in controllo la partita, dovrete fare così anche in finale sicuramente. Facendo il sorriso anche di tanto papà, non ha la macchinetta ma ci saluta papà. È il gruppo che conta, dopo ovviamente personalmente sono soddisfatto ma è sempre il gruppo che comanda. Adesso vai a lavarti e poi se devi avere una birretta noi siamo là che ti aspettiamo. Grazie mille. Ciao Matteo, in bocca al lupo. MVP di questa partita Matteo Concato, 3 gol nel 7-2, lo vedete anche sul tabellone con cui l'Arzignano ha regolato la formazione del Nativitas e si è guadagnato la finalissima di domani alle 16:30, una finalissima che tra poco conoscerà anche la seconda contendente Valli e Mestre Fenice, visto quello che abbiamo visto, ripeto ancora una volta, visto l'altro giorno, cosa aspettarci, che pronostico possiamo fare? Io dico, comincio io così magari dopo puoi copiarmi, Mestre Fenice che mi ha sorpreso, giovani di grandissima qualità ma insomma arrivano da esperienze, da allenatori e tutto quanto insomma che si sa, però Yes Work Valley che nonostante un campionato lì a metà classifica, i Chiogiotti sono i Chiogiotti e ci metteranno l'anima per conquistarsi l'ennesima finale. Abbiamo sentito sì anche nell'ultima intervista qui con noi Bisto Boscolo ha appunto sottolineato come il cuore, la garra, la grinta non manchi mai dalle parti della squadra Chiogiotta, lo Yes Work Valley, e quindi oggi sicuramente sapranno mettere in campo una prestazione importante, sono appunto sempre andati bene in quella che è la Coppa e quindi condivido in realtà il pensiero tuo della favorita. Anche secondo me i ragazzi del Mestre Fenice hanno davvero un'ottima qualità, hanno espresso un'ottima qualità qui nella partita contro il Montello, ma ci aspettiamo che entrambe le squadre diano battaglia in quella che sarà la seconda semifinale qui oggi alla Belbote. 16:30 allora, poco prima saremo qui in campo a sentire le voci anche di due allenatori protagonisti, Yes Work Valley contro Mestre Fenice, volevo quasi farmi il tunnel, ci vediamo dopo, intanto Arzignano è in finale. A dopo.